Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il 19esimo episodio di Vacanze in Italia. Mi sono già cresciuti i capelli, elati, guardate. Già elati, già cresciuti. Guardate qua, che panini al salame, guardate. Abbiamo preso 3 panini al salame. L'ho fatto io. Panini con salame e pomodoro, l'ho fatto io. Poi vi faccio vedere a mare. Questa volta però vado da solo in bici perché mio fratello è andato con un altro veicolo, con la moto. Ma io sono più ecologista e mi alleno pure. Mi alleno e quindi vado con la bici. Andiamo a portare. I panini, guardate i panini, ancora ce abbiamo qua. Ah, questa casa prodotta, ricordate? Come nel video scorso, una porta a mare. Comunque questa non è la prima volta che vado da solo, visto che ci sono andato già in quest'estate, quando è iniziato sono andato 5 volte a mare. Le prime volte con mio fratello, mentre ora sono già andato 2 volte senza mio fratello, quindi questa è la terza volta, sì, questa è la terza volta che vado. 3, 4, 5, sì. È la terza volta che vado a mare con la bici da solo. Mi alleno, perdo grasso, brucio grasso e andiamo. Ora sono le 4. Sono partito da casa alle 4. Anzi, sto partendo, sono le 4 in punto. Anzi, mo sono... Sì, le 3:57. Mo parte, mio fratello è già arrivato da mezz'ora, che mi sta aspettando là. Quindi mo andiamo, dai. Metto la roba e andiamo. Eccoli qua. Eccoli qua. Zaino. Aspetta un attimo. Zaino, vedete? Subito per mettere il telefono. E possiamo andare, dai. Come pantofola. Stiamo andando. Non mi sono dimenticato niente. Ho portato veramente tutto. Quello che c'ho. I 3 panini con salame e pomodoro ho preso. Andiamo, dai. Ok, sono già partito. Come vi ho detto sono solo qua. Come già detto sono solo. Sono solo e sto andando a mare con la bici. Bene, sembra tutto a posto. Andiamo. Andiamo da... Sembra il solito posto. Guardate qua. Mi sta seduto sulla panchina qua. Siamo a posto, guardate. Ecco qua, mettiamo qua. Per me, come dire, niente di speciale, io ci passo ogni giorno, ci posso andare ogni giorno a Pessimo, questa casa qua vicino. Sono circa 10 minuti a piedi e 5 minuti con la bici più o meno. Se vai più veloce 3 minuti ci metti. E io sono con la bici qua. Guardate, là ci sono i templi, mo ingrandisco. Ci hanno aggiunto della roba da un anno oppure anche di meno. Per esempio.
Sono i templi, guardate. Ora andiamo da mio fratello che mi sta già aspettando da tanto tempo. Ha detto che è da un'ora che sta là. Un'oretta. Andiamo, dai. Abbiamo passato presto. Come facevo a passarlo perché sta vicino a casa nostra. E siamo arrivati qua, guardate. Come al solito, guardate, è sempre un problema. Mannaggia. Siamo poco fuori strada. Bene, sentite. Ci vediamo dopo, quando arriviamo a mare. Sono arrivato a mare. È già Francesco, guardate. Sono arrivato alle 4:25. Sono partito alle 4 e sono arrivato alle 4:25. Prima non ci ho messo quasi mezz'ora. Invece. Si è fatta gialla l'acqua, guardate. Vero, è gialla l'acqua, non possiamo più andare. Questa l'abbiamo ancora provata. Siamo potuti andare. Abbiamo fatto un bagno, poi si è vista l'acqua gialla e siamo usciti. Prendiamo i panini e mangiamo, dai, guarda qua. Ecco qua. Ecco, questi 3 panini con salame e pomodori sono fatti da me, guardate. Oh. Mannaggia, aspettate. Non gioco tranquilla, ci vediamo dopo. Guardate qua. Ce ne siamo dovuti andare. Un attimo qua. È stato solo uno scocciamento, guardate. Innanzitutto siamo stati solo un'oretta qua. Ecco qua. Ma vi spiego meglio. Io a mare non sono mai stato così poco tempo, guardate. Sono stato solo un'ora, giusto un'ora. Me ne sono venuto alle 4:30 e ora che sono. Vediamo un attimo. Le 5:30. Sono le 5:30. In tutta la mia vita, beh, in inverno, certo dormiamo in inverno per 10 minuti. Però in estate non sono mai stato così poco tempo. Di solito stiamo sempre da 2 fino a 4 ore, 5 ore. Mentre ora siamo stati solo un'ora. Che abbiamo fatto? Ci siamo fatti il bagno. Era tutto a posto, tranquillo. È uscita l'acqua gialla, sporca, sembrava di petrolio, non lo so cos'era. Siamo ritornati, abbiamo mangiato. Sono arrivate le api che ci danno fastidio e non siamo riusciti a mangiare. E ora ce ne stiamo allontanando perché è veramente fastidio tutto. Guardate che abbiamo trovato qua. Sembra in Messico. Siamo in Messico, guardate. E che c'è là? Voglio andare a vedere. Sembra di stare in Messico. Il tombino qua che c'è. La lucertola. Non c'è niente. E là, e che è qua? Ma che è questo posto? Ma più qua c'è più tranquillo, guarda. Andiamo qua. Panini con salame e pomodoro fatti da me. E poi ci andiamo a casa. Ma dopo quando sono sulla bici. Guardate, mi sono seduto qua ma non ho ancora finito. Stasera faremo pure il barbecue. Sì, esatto, avete capito. Il video non finisce qua, stasera faremo il barbecue con il nuovo barbecue a gas. Intanto guardate, sono con la bici qua. Ah, qua ci hanno messo un tubo, vedete? Qua c'è il fiume, è il capo di fiume, sì, esatto. Penso che va a finire finalmente così.
Ma in ogni caso ci vediamo a Pessum, voglio fare qualche altra foto, video a Pessum. E poi ci vediamo a casa con il nuovo barbecue a gas. Non vedo l'ora di mangiare qualche carne arrostita con il nuovo barbecue a gas. Andiamo. Ritorniamo a casa. Sono arrivato a casa. Mi stanno bici qua, guardate. Non ruote come sono buone. Guardate qua. Esatto, questo è il barbecue a gas, guardate. Era un messaggio. Qua ci abbiamo messo la bombola. Qua si collega ai fornelli, guardate. Beh, come alle solite stufe a gas. Guardate. Qua i controlli, i comandi. Se volete leggere. Ok. Vabbè, vediamo dopo. Quando sono arrivato a casa? Alle 6:20. Sono arrivato a casa alle 6:20. Sto mettendo, guardate. No, voglio far vedere le pietre laviche. Dove stanno? Devo prendere pure quell'altro pacco. Guardate, queste sono pietre laviche. Per far funzionare il barbecue a gas, guardate. Ovviamente è la prima volta che le vedo queste pietre. Ce ne sono diversi tipi, guardate. Mi si mettere qua dentro, guardate. Qua dentro, guardate. Tipi. Stanno questi rossi. Questi qua no. Metti il flash. Sì, accende. Sì, penso che questi rossi e questi grigi. Abbiamo messo. Ma queste griglie qua che abbiamo messo sopra. Accendiamo. Così voglio vedere com'è. dove no, bomba. Ivan, sì, come il nitro. Butta sta carta. Dopo. Adesso che non ci deve stare roba. Quindi. Dentro la bacinella in bagno. Che hai preso? Ma stai facendo qua, scendillo? Grazie, perché pure là ci sta collegato. Come qua? E perché non va? Non lo so. Ma stai riprendendo tu? Devo sempre fare perché se si accende. Fai piano, che... Ma gas è aperto. Mo vediamo. Sì. Non ti mettere vicino, che se c'è la fiamma là. Mo vediamo. Cioè, ti fai vedere. Quindi ti vede sotto, si è acceso. Io togliete sto l'acqua. Chiedendo. 230 gradi, guardate. L'ho fatto l'insalata? 250 gradi. Devi far arrivare a 250, guarda. Ma su internet ho visto tipo alcuni che lo mettevano 250. Citronello.
Ma per fare la bruschetta. Ma come si fa? Guarda qua. No, guarda che fiamme. Guarda che un po' di luce. Fa vedere la fiamma. Guarda. Ma fai le luci che poi dopo ti Là, guarda qua. Che caccia queste fiamme, perché? Ancora fiamme, ancora fiamme. Ma chiudi, dai, che devo chiudere. Chiudi, chiudi. Fa vedere come si chiude. c'è più fumo invece di quelli là. Come si è fatto, guardate. Ivan, chiudi un attimo. Ma chiude? Questo qua. Questo qua. Questo ma costoletta. Ah? No, costine. Buono. Oh. Sì, è buono. Guarda qua. Guarda, guarda. No, guarda se è cotto. Aspetta. Il coltello. Forse fossero un po'. Nulla che sta questo. Ancora liquido dentro. Madonna, ma sono salate. Sono salsicce. Ma che fai? Ivan, non mettere su internet. No, no, questa guarda. cosa. Faccio vedere solo che è buono questo qua. Tanto metti tutto. Ivan, non mettere su internet. Niente, ti... No, no. No, Questo è ti buono. raccomando. No, questo è buono, veramente. Ragazzi. Taglia quel portato. È spento il barbecue. Sì, l'hai spenta. Francesco. Spento. C'è ancora, sta ancora arrostendo. Che stai arrostendo ancora? No? Stavo secchio qua. C'è pure l'ala di pollo. Perché stai ancora cuocendo carne, Francesco? Finito finalmente. Guardate qua. Forse si deve pulire. Beh. Si dovrebbe pure pulire, guardate qua. Che non c'è nessuno, poca gente, ma poi chi compra qualcosa? Che gente non c'è nessuno. Proprio va male com'è. E quindi, Francia, ma come ti dico io? Abbiamo fatto una bella mangiata con il barbecue a gas. Siamo andati a mare, vabbè, l'acqua era sporca, più o meno come al solito, però questa volta è veramente sporca proprio. Abbiamo mangiato tanto. Sono andato con la bici, ho allenato, ho perso grasso. E a fine serata tutto quel grasso me lo sono ripreso di nuovo e pure oltre. Grigliando tutta quella carne, guardate. Quanta carne abbiamo grigliata e mangiata. Però non vi preoccupate, andrò ancora a mare con la bici. Potremmo andare pure con la macchina. Ultimamente sto andando più volte con la bici che con la macchina. A mio fratello non so come vuole andare, o con la moto, va, che ne so. Più o meno così va. Però penso che andrò ancora con la bici a mare.
e ci alleneremo ancora. Quindi spero, con la bici. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di mettere mi piace. Anche al mio compleanno, che tra poco sarà il mio compleanno, 31 luglio. Faremo questa grigliata. Vediamo ora che ore sono. Quando è? Sono le 10:08. Oggi è mercoledì 15 luglio. Quindi manca poco al mio compleanno. Oggi sono le 10:08. E oggi è mercoledì 15 luglio, manca poco al mio compleanno, il 31 luglio. Eh, quindi faremo anche questa grigliata al mio compleanno e vedremo la torta poi. Uscirà come al solito, come vi ricordate, a Natale. Prima speciale compleanno che uscirà il 31 luglio, poi un altro speciale compleanno che uscirà il giorno dopo per vedere cosa abbiamo fatto. E spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di mettere mi piace, di iscrivervi al canale. Grazie per il like, grazie per l'iscrizione. Ma soprattutto grazie per tutto questo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.